Parla la curva azzurra. Il Napoli si appresta a concludere un'operazione di cessione che rappresenta la fine di un progetto che non ha funzionato del tutto. Un'ala olandese ingaggiata con grandi speranze lascia la Serie A dopo una sola stagione. L'Atalanta ha guidato la disputa e sta praticamente chiudendo la trattativa. Questa cessione offre al Napoli l'opportunità di recuperare investimenti significativi, liberando allo stesso tempo spazio offensivo per opzioni che funzionano davvero nel progetto di Allegri. Nei prossimi minuti si capirà perché questa partenza è importante per il futuro del Napoli e se rappresenta davvero il riconoscimento di un errore strategico. Noé Lang. Ecco il nome che lascia finalmente il Napoli. 25enne esterno sinistro olandese, classe 27 agosto 1999, arrivato al Napoli con grandi aspettative nell'estate 2025 dal PSV Eindhoven. Lang è alto 1,70 e ha offerto ai tempi del Napoli esattamente il tipo di esterno che Allegri cerca teoricamente: mobilità, creazione, dinamismo offensivo. Perché questa cessione è importante per il futuro del Napoli? Perché rappresenta il riconoscimento di un errore strategico precedente e offre un'opportunità per un reinvestimento intelligente. Lang è arrivato con numeri straordinari al PSV, ma evidentemente non è riuscito a compiere il passaggio completo in Serie A. La sua partenza libera spazi offensivi e risorse che possono essere indirizzate verso opzioni che funzionano davvero nel progetto Allegriano. Il contesto di questa negoziazione rivela molto su come le decisioni di mercato possano andare storte. Lang è stato ingaggiato dal PSV Eindhoven nell'estate del 2025. Nella precedente stagione di Eredivisie 2024-2025, Lang aveva segnato 11 gol e fornito 10 assist in 29 presenze, numeri straordinari che suggerivano un giocatore offensivo di qualità d'élite. Queste statistiche crearono enormi aspettative sul fatto che avrebbe portato un dinamismo trasformativo all'attacco napoletano. Tuttavia, la sua stagione 2025-2026 al Napoli ha rivelato una realtà completamente diversa. In 18 presenze con la Serie A, Lang ha segnato solo un gol e fornito 2 assist, accumulando 1150 minuti di gioco. Il suo tasso di contributo offensivo è diminuito drasticamente rispetto a quello offerto al PSV. Questa non è una coincidenza. È un'indicazione che la qualità difensiva della Serie A presentava sfide che Lang non era preparato ad affrontare. Lang è stato successivamente ceduto in prestito al Galatasaray in Turchia per la seconda metà della stagione, dove ha accumulato statistiche di tutto rispetto. Questa sequenza di eventi dimostra che Lang, nonostante il suo innegabile talento offensivo, aveva bisogno di un adattamento che il Napoli chiaramente non poteva offrire in questo momento. Ora l'Atalanta guida la disputa per l'olandese con un'offerta strutturata intorno ai 27 milioni di euro. Un dato significativo considerando che Lang al Napoli non ha fatto una prestazione eccezionale. L'Ajax, che naturalmente sarebbe stata un'opzione per Lang per il ritorno in Olanda, si è ufficialmente ritirato dalla contesa, lasciando come soluzione più concreta l'Atalanta. Le caratteristiche tecniche di Lang rivelano un estremo moderno con qualità reali. La sua velocità è notevole. La sua capacità di dribblare negli spazi stretti è straordinaria. La sua capacità di offrire passaggi creativi è sviluppata. La sua intelligenza posizionale consente movimenti intelligenti. La sua comprensione tattica del calcio moderno offre maturità. Tuttavia, la sua esperienza difensiva è discutibile. A livello di Serie A, le ali hanno bisogno di solidità difensiva che integri la loro capacità offensiva. Lang, nella sua prima fase di sviluppo europeo, sta ancora costruendo quella dimensione difensiva nel suo gioco. Questo è il gap che ha reso il suo adattamento al Napoli particolarmente impegnativo. Quando si confronta Lang con le attuali opzioni offensive del Napoli, la sua partenza ha un senso strategico. MC Tominay offre un dinamismo straordinario combinato con un'evoluzione difensiva che Lang non ha raggiunto. Gabriel Martinelli, se assunto, offrirebbe una consolidata esperienza europea. Gabriel Jesus offrirebbe una mentalità vincente. Lang, a questo punto, offrì una promessa senza una reale corrispondenza sul campo. I punti di forza di Lang al PSV erano chiarissimi. La sua velocità offriva una rara esplosività offensiva. La sua capacità di dribblare negli spazi ristretti era straordinaria. La sua creazione di opportunità per i compagni di squadra era regolare. Questi punti di forza, tuttavia, non si sono tradotti automaticamente in un successo in Serie A, dove l'intensità difensiva è superiore. Anche le tue debolezze meritano un onesto riconoscimento. La loro capacità difensiva è fragile rispetto alle consolidate ali europee. La sua compostezza sotto la pressione difensiva è discutibile. Il suo adattamento culturale e tattico alla Serie A non ha avuto successo nella sua prima stagione.
La sua forza fisica, considerata l'altezza di 1,70 metri, è inferiore rispetto ai più robusti difensori italiani. Nella mia analisi, l'output di Lang rappresenta la conclusione corretta di un esperimento che non ha funzionato. Non è il fallimento di Lang come giocatore. È il riconoscimento che il loro sviluppo richiede ancora un ambiente specifico prima che possano avere successo nei campionati europei d'élite più difensivi. I rischi di questa cessione esistono solo in potenziale. C'è il rischio che Lang cresca straordinariamente all'Atalanta e il Napoli si accorga di averlo ceduto prematuramente. Tuttavia, questo rischio è calcolato e accettabile rispetto ai vantaggi derivanti dalla liberazione di spazio e risorse. I benefici sono tangibili. Recuperi un investimento significativo. Libera spazio offensivo per opzioni che funzionano meglio nel progetto. Riduci l'alto stipendio di Lang dal cast. Offri al giocatore un ambiente in cui può continuare a svilupparsi correttamente. Se fossi nel consiglio del Napoli approverei senza esitazione questa cessione. Lang aveva buone possibilità al Napoli. Non ha funzionato. Trattenere un giocatore che non rende quando si possono recuperare 27 milioni sarebbe da irresponsabili. L'Atalanta offre un ambiente in cui Lang può continuare il suo sviluppo con meno pressione difensiva rispetto a quella offerta dalla Serie A. Credo che Lang potrebbe avere un futuro eccezionale nel calcio europeo, ma la sua crescita probabilmente è meglio servita in un ambiente come l'Atalanta, dove avrebbe minuti di gioco regolari e un ambiente tattico che meglio si adatta al suo profilo puramente offensivo. Quindi la mia conclusione è che il Napoli sta facendo la scelta giusta lasciando andare Noah Lang. Questa cessione offre l'opportunità di un reinvestimento intelligente in opzioni che funzionano davvero nel progetto di Allegri. L'Atalanta accoglie un giocatore di talento che può prosperare in un ambiente diverso. Lang riceve l'opportunità di continuare il suo sviluppo europeo. Tutti beneficiano di questa operazione. Ora voglio sentire la tua opinione. Credi che Lang sarebbe dovuto rimanere al Napoli per cercare di adattarsi completamente? Pensi che 27 milioni siano un prezzo giusto per la cessione? Sei d'accordo che la tua partenza offra l'opportunità di investire meglio le risorse in altri ambiti? Lascia i tuoi commenti qui sotto e partecipa a questa discussione sulla strategia di mercato del Napoli. Grazie per aver seguito questa analisi di una delle partenze più importanti di questa finestra di mercato. Forza Napoli sempre!